Dov'era, com'era. Erano queste le parole che risuonavano in città già il giorno dopo di quella tragica serata del 29 gennaio del 96, quando le fiamme distrussero la Fenice. In poche ore Venezia perse uno dei gioielli più belli, un teatro dall'acustica straordinaria e protagonista da sempre della vita operistica, musicale e culturale della città. Ma anche un luogo importante per il paese e per l'Europa intera. Quello slogan, dov'era, com'era, mi colpì molto. I nostri antenati all'inizio del Novecento coniarono quello slogan come un appello alla ricostruzione del campanile di San Marco. Noi veneziani non potevamo e non dovevamo essere da meno per chi aveva dimostrato così tanto amore per la propria città e per le sue tradizioni. Un pezzo della nostra storia, un giacimento di cultura, arte e bellezza, in una notte era andato perduto. Nei giorni successivi convocai i vertici delle mie aziende. Non nascondo che ho pianto quella notte. Non eravamo così strutturati come adesso. Stavamo ancora crescendo, ma dovevamo fare qualcosa per sostenere il teatro. In quel momento serviva un sostegno maggiore. Il governo in quegli anni aveva appena consentito di realizzare una fondazione. Insieme ad altri privati e ad altre istituzioni entrammo tra i soci fondatori del Teatro La Fenice. Lo dovevamo alla città, lo dovevamo alla nostra storia. Io e tanti imprenditori capimmo che quello era il momento di metterci in gioco. Le aziende del nostro territorio respirano qui, nascono e crescono. Ne condividono gli umori, la cultura e il tessuto sociale. Aiutare la Fenice è stato un gesto per tanti di noi che nasceva dal cuore, a testimoniare la grande riconoscenza per la nostra città. Per 6 anni, quei muri spogli e anneriti dal fumo dell'incendio erano diventati il palcoscenico di un grande cantiere. Il suono degli strumenti musicali aveva lasciato la scena a quello degli attrezzi degli operai. Il lavoro. Fu proprio un lavoro di squadra e a quelle maestranze di artigiani, artisti, scalpellini, falegnami, elettricisti, pittori, decoratori, muratori e tantissimi altri. Va ancora oggi un sincero grazie per aver fatto risorgere dalle proprie ceneri il nostro teatro. Un grazie dal sindaco oggi in carica della città. Per 6 anni il Palafenice, me lo ricordo bene, divenne il luogo della nostra resilienza. Lì sapevamo che la musica e l'arte continuavano a vivere. Quella fu anche l'occasione per avvicinare un nuovo pubblico. Mi ricordo quando mi mettevano sotto il palco alto 2 metri, con un caldo il pomeriggio. Lì iniziò quel conto alla rovescia, al termine del quale saremmo potuti rientrare nel nostro teatro. E così fu. La grande attesa finì la sera del 14 dicembre 2003. Ricordo quel giorno come se fosse ieri. Lo sgomento della notte dell'incendio aveva lasciato spazio alla gioia di poter rimettere piede alla Fenice. In quel momento sapevamo di aver sostenuto la nostra città. Potevamo dirci orgogliosi di essere veneziani, non con le parole, ma coi fatti.